Buona giornata cari telespettatori, siamo in diretta, parliamo sempre di turismo, di tutte le opportunità che offre la Regione del Veneto in collaborazione con la Regione del Veneto e lo facciamo con i nostri ospiti. Ormai già conoscete, quindi ben ritornato Alessandro Martini, direttore del Consorzio Marca Treviso, grazie di essere qui con noi, col quale ci addentreremo nei meandri delle attività sportive all'aria aperta che si possono praticare nella nostra regione perché è un esperto, l'abbiamo visto anche nei precedenti interventi. Ben arrivata qui con noi Angela Stoppato, Presidente del Consorzio Terme Euganee. Buongiorno. E con lei parleremo delle terme benessere. Ricordiamo la Regione del Veneto ha questo bacino termale straordinario, unico in Europa per alcune peculiarità e caratteristiche anche delle acque stesse, ma non solo, perché ogni albergo ha la propria vasca, le proprie vasche, piscine termali all'interno, cosa che contraddistingue rispetto ad altri bacini, quindi questo è bene sottolinearlo. E a questo proposito avremo anche, per parlare di benessere, star bene, avere uno stile di vita corretto, un'alimentazione sana, il nostro dottor Angelo Bianco, direttore sanitario di un hotel di Abano Terme. Ben arrivato qui. Grazie anche a lei. Buongiorno. E poi non può mancare, se parliamo di sport, un atleta giovane con grandi promesse, a cui facciamo naturalmente i nostri più sinceri in bocca al lupo, Alessandro Fabian, atleta di triathlon del Centro Sportivo dei Carabinieri di provincia di Padova. Buongiorno. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Allora, avviamo un po' l'argomento dando un po' l'inizio alle terme, poi ci agganciamo con anche lo sport. Bacino termale Abano Montegrotto Galzignano, poi abbiamo anche la zona di Battaglia Terme, non dimentichiamo, un bacino molto articolato, ricco di strutture alberghiere. Soffrono un pochettino, bisogna ricordarlo, stiamo stringendo un po' tutti i denti. Esatto, ma con la ripromessa che giustamente per sollevare la situazione qualche cosa farete, qualche cosa si farà. Che cosa si sta facendo? Beh, il tema della puntata è lo sport e sullo sport stiamo puntando tantissimo per rilanciare proprio anche il prodotto termale. Giustamente, come diceva lei, il nostro è uno dei bacini più grandi non solo d'Italia ma proprio d'Europa, e le nostre terme sono molto particolari. Abbiamo il fango e abbiamo l'acqua. L'acqua nostra, che sgorga a circa 80 gradi, è un'acqua ipertermale salso-bromoiodica che permette di maturare il fango, che poi produce un'alga che conferisce al nostro fango i principi antinfiammatori e antiossidanti. Tra l'altro il principio antinfiammatorio del fango è stato recentemente brevettato con un brevetto europeo, per cui abbiamo una certificazione a livello europeo che ci permetterà insomma di affermare il nostro prodotto sia in Italia che all'estero. Importantissimo parlare di sport perché per chi pratica un'intensa attività fisica i nostri fanghi sono la cura ideale, sia prima che dopo l'allenamento. Poi il territorio ovviamente offre tantissimo, offre la possibilità di fare tantissimi tipi di sport, dal running alla bicicletta, mountain bike. Stiamo anche collaborando con delle federazioni, ad esempio Federginnastica e la FIPE, che è la Federazione Italiana Pesi. Insomma, la strada dello sport è lunga, ma sicuramente ci permetterà di rilanciare anche attraverso nuovi protocolli i fanghi termali. Ecco perché fanghi o argille, si vuole un po' modificare il nome per renderli più attuali. Comunque sostanzialmente questa lavorazione del fango che avviene in un laghetto da tantissimo tempo e quindi viene fatto maturare. E un tempo erano conosciuti, ma fino a un po', anche molti che ci ascoltano, che magari ci chiamano perché abbiamo più occasioni di approfondire, ci dicono ma il fango di Abano Terme per le persone anziane, e quindi bisogna svecchiare un po' questo concetto, né portarlo troppo al modernismo esasperato, perché allora abbiamo i centri benessere che vanno a confondersi con quelli che possiamo trovare anche a Milano, che non c'entrano proprio assolutamente niente, o a Vicenza dove non ci sono le terme, per cui termalismo in senso tecnico, ma termalismo moderno. Termalismo moderno sì, perché non è solo cura. Negli ultimi anni è vero che termalismo si era legato molto a un concetto di cura per patologie legate all'età avanzata, ma proprio per sfatare questo, insomma, è come un fraintendimento, stiamo lavorando con tantissimi sportivi per dimostrare, abbiamo dimostrato che il principio antinfiammatorio e i principi antiossidanti del fango sono adatti appunto anche nella prevenzione, non solo nella cura di queste patologie.
Certo. Quindi... Allora a questo punto mi collego subito con lei, dottore, poi parleremo anche di sport in generale e quindi ci sarà l'interazione tra le diverse esperienze. Problemi osteoarticolari, post-traumatici, post-operatori, quindi riabilitazione motoria, fisica e recupero anche delle articolazioni, ma anche il reumatico è un aspetto molto importante. Quindi abbiamo una sfera olistica, un ventaglio che chiaramente non si definiscono soltanto nelle problematiche terapeutiche, ma anche come diceva il dottor Stoppato, nella prevenzione. Noi dobbiamo renderci conto che il vantaggio di Abano in particolare è proprio il fatto di poter avere un supporto di fanghi, di bagni, di massoterapisti, di fisioterapisti, quindi di un team organizzato e quindi anch'io che ad esempio sono un dietologo, in prima battuta non mi occupo del calo del peso ma anche dell'educazione alimentare. Quindi tutto quello che è SLOV, tutto quello che è prevenzione ad Abano può essere fatto, proprio perché comunque c'è conforto delle coccole anche affettive, magari dal massaggio. C'è un atteggiamento in cui il soggetto fruisce finalmente del non alibi di non avere tempo e tutto questo chiaramente poi con il corollario dell'ambiente termale, con il discorso dell'acqua di per sé che comunque è veramente unica. Poi non ci scordiamo che il vantaggio di Abano è anche che ogni struttura chiaramente fruisce della fangoterapia nella struttura stessa, quindi il soggetto non deve quindi fangoterapia, quindi proprio gli impacchi di fango che vengono applicati nelle zone localizzati, oppure utilizzato anche un fango in senso moderno mischiato con gli oli, no? Sì, quindi può essere... lì ad esempio per quanto riguarda, chiaramente... Vedevamo appunto le immagini, invito anche della regia a lasciarle andare che così possiamo godere di questi invitanti massaggi che sono molto piacevoli. Prendiamo l'esempio del giovane collega olimpico a riguardo, è chiaro che lui non avrà artrosi severe, non avrà problemi di protesi, però sicuramente avrà dei microtraumi e quindi il fango in questo senso serve anche un po' a lubrificare le articolazioni, a permettere di ravvivare il metabolismo e non ci scordiamo che soprattutto gli atleti poi hanno anche delle problematiche legate alla componente psichica, emozionale e quindi insomma loro magari in un giorno rischiano di vanificare il lavoro di un anno, di 4 anni, di 5 anni e quindi lì la stessa bagnoterapia, il massaggio chiaramente può aiutare. Quindi a seconda della componente ansiogena o defaticante possiamo comunque individuare e personalizzare il tipo di terapia. E che tipo di giovamento ne ha tratto? Beh, ho avuto domanda brutale e diretta. No, sicuramente giovamento c'è, perché comunque noi tutti i giorni andiamo con il nostro allenamento a infiammare, a traumatizzare, a logorare proprio. A logorare, sì, perché poi noi facciamo attività intensa, è il nostro lavoro, quindi lo facciamo ad alti livelli. Di sicuro questo ci permette di andare a far fronte magari ai microtraumi e trarne beneficio giorno per giorno. È logico che a lungo andare questi traumi, se noi andiamo incontro a questi traumi con queste terapie, riusciamo ad averne un beneficio e quindi ad avere anche miglior performance nel lungo periodo, non nell'immediato ma nel lungo periodo. Quindi sicuramente è una cosa ottimale. Quindi sin l'importanza che la testimonianza, so che è giovane, quanti anni ha? 25. Giovanissimo, giovanissimo. Sì. E quindi questo è molto importante perché ci sono tanti giovani che praticano sport, non al suo livello naturalmente, però comunque in modo importante e che a volte trascurano che effettivamente una permanenza in zona termale può aiutare molto, anche proprio per i problemi osteoarticolari o il post-traumatico, molto di frequente, post-operatorio, che si al ginocchio dove occorre la riabilitazione fatta in acqua, sappiamo poi in assenza della gravità è una riabilitazione completamente diversa dove non c'è il carico fisico ponderale ma viene ad essere in qualche modo giovata. Ha mai provato esperienze di questo tipo? Allora, io con i suoi colleghi? No, allora ne ho sentite molte di storie, nel senso fortunatamente e sfortunatamente dei miei compagni. Perché io per ora non ho mai avuto riabilitazioni del genere perché non ho avuto traumi così importanti. E infatti mi ritengo un atleta abbastanza fortunato perché non avendo avuto questi traumi ho avuto una continuità nella mia carriera. Sicuramente come hai detto te, questa riabilitazione in acqua diventa molto utile per le persone che hanno subito traumi molto gravi. E di sicuro questo può anche permettere di non perdere completamente la propria forma, perché ci permette comunque di lavorare nella parte traumatica ma anche di non perdere
quella nostra, sì, quella performance che ci avevamo lavorato fino a poco tempo fa, e poi in questo momento, visto il trauma, si tralascia. Si va a perdere qualcosa. Ecco, raccontiamo, visto che ci siamo, anche il tipo di disciplina sportiva, che non è tra le più semplici. No, anche perché effettivamente il triathlon, io sono un triatleta, il triathlon nasce come distanza Ironman. Sono state, un po' buffa la storia, però sono stati tre amici, uno nuotava, uno pedalava e uno correva, che ognuno affrontava una gara di nuoto, uno affrontava la gara di ciclismo e uno affrontava una maratona nelle isole Hawaii, e questi tre ragazzi dicevano, ognuno sosteneva che la propria gara fosse la più difficile. Allora un giorno hanno deciso di mettere assieme queste tre gare, che erano 3,8 km di nuoto, 180 km di bici e una maratona di corsa, e chi portava a termine per primo questa sfida era l'atleta più forte. Questo è stato un po' l'inizio del triathlon, a fine anni 70, scusate, e da lì piano piano si è evoluto. Poi sono nate le distanze minori, quelle che per esempio faccio io, è una distanza di 1,5 km a nuoto, 40 km di bici e 10 di corsa, che è la distanza olimpica, che è entrata a far parte del programma olimpico nel 2000, e che mi vede gareggiare tutte le stagioni da marzo a ottobre nel circuito mondiale, il campionato del mondo, di Coppa del Mondo e campionati europei. L'impegno per essere così versatili di che tipo è? Beh, non porsi limiti, e poi dico bene che il triathlon si associa bene ai Colli Ugani, e ne porto sempre l'esempio, perché in questo caso io nuoto molto spesso in piscina, perché devo comunque fare degli allenamenti specifici, però per il ciclismo e la corsa vado in cerca di posti molto naturali, o comunque come i colli, che mi permettono di fare allenamenti magari specifici, o anche magari allenamenti in cui posso liberare solamente la mente, perché l'ambiente è bello, carino, e comunque mi permette di essere in pace con me stesso, tra virgolette. Poi non è particolarmente inquinato? No, assolutamente no, questo è sicuro. Zone collinari ci sono anche nella Marca Trevigiana, abbiamo quindi Colli Ugani, col Parco dei Colli Ugani di tutto rispetto. C'è tutta la zona dei Berici, a cui reverenziale rispetto, che c'è anche un percorso nuovo che è stato fatto, e poi anche nella Marca. Quindi abbiamo tante aree, diciamo, non particolarmente impegnative, perché dopo, vabbè, se ci portiamo nelle Dolomiti o la zona di un certo tipo, per carità, le difficoltà aumentano, però nell'area pedemontana di Treviso cosa ne dice? Beh, intanto sto soffrendo di invidia nei confronti di Alessandro, perché la giovane età da un lato e soprattutto le sue abilità mi fanno evidentemente pensare. Però detto questo, credo che al Veneto non manchi niente da questo punto di vista, cioè siamo una regione che, superata la fase del dire e di analizzare quello che c'è, deve passare alla fase in cui il mondo, il mercato del turismo sportivo, piuttosto che di altre situazioni, deve cominciare ad avere una relazione commerciale un po' più spinta e forse per certi aspetti efficace, ecco, rispetto ai competitor già di cui si parlava. Nella pedemontana trevigiana, ne parlavamo prima con Alessandro, noi abbiamo una palestra naturale abbastanza vocata sia per il triathlon. Recentemente c'è stato appunto il Triathlon Fest a Revine, mi pare abbia vinto qualcuno di conoscenza, ma soprattutto è la palestra naturale per i bikers, e quindi le Gran Fondo. Domenica si è tenuta la Pina, la Gran Fondo Pinarello, insomma 4.040 iscritti. Che è famosa ormai, è preso ben piede. Insomma, questa settimana abbiamo un'altra importantissima, una tappa della Transalp, una gara a tappe che dalla Germania arriva fino al Lago di Garda passando, e anche qui siamo, non dico che siamo degli Ironman, ma insomma per fare queste pedalate sulle Dolomiti e sulle montagne ci vuole veramente un fisico eccezionale, per non parlare della Prosecco Cycling, quindi un altro
importante evento che turisticamente è l'evento più importante in termini di arrivi e presenza nella zona del Prosecco. Ancora c'è domenica prossima la Terre Rosse di una gran fondo di mountain bike, quindi diciamo che è un territorio sicuramente si presta e che adesso ci sta in qualche maniera imponendo di trasformare eventi a carattere locale in opportunità di vacanze, di soggiorni sportivi naturalmente. In questo senso, come Sistema Treviso, da qualche anno abbiamo messo in piedi un club di prodotto, si chiama Treviso la provincia dello sport, e su questo stiamo specializzando una ventina di strutture ricettive proprio per in qualche maniera performare la propria offerta ricettiva e di servizi ai clienti come Alessandro piuttosto che ai biker o a coloro che fanno il Nordic Walking, cioè sostanzialmente sposando ciò che è la parte hardware del territorio, quindi gli itinerari, i percorsi, l'offerta ricettiva, e in qualche maniera coniugandola con la domanda di un target particolare come appunto quella degli sportivi, che ha delle esigenze nell'alimentazione, negli orari, di lasciare la camera, piuttosto che di poter avere dei corner, degli angoli dedicati alle attività sportive, un'alimentazione particolare. Insomma, ci stiamo specializzando in questo, quindi credo ci siano i termini, ma questo vale per tutte le province. No, ma infatti era un po' per spaziare, perché adesso puntiamo sul discorso terme, perché abbiamo le terme, certo, va ricordato assolutamente, però ogni area, ogni territorio provinciale ha le sue peculiarità. Pubblicità, poi ritorniamo insieme. Allora, eccoci qua, torniamo un po' al discorso, riprendiamo con lei Presidente e vediamo di capire, svecchiare il concetto di terme, quindi capire che cos'altro può offrire questo bacino termale, su che cosa puntate soprattutto, perché abbiamo visto un po' la latitanza degli italiani che è un male diffuso nella regione, c'è stato un calo, però le spiagge ci dicono che sono riuscite a contemperare con la presenza dei russi, dei polacchi e così via, da una parte e dall'altra si controbilancia. Le terme controbilanciano o stanno languendo? Allora, e come pensano di incentivare? Perché poi in realtà l'altro aspetto è che adesso è bassa stagione nella zona termale, in certo qual modo, questo almeno sostengono gli albergatori, ma lì veramente potrebbe essere a 365 giorni l'anno. Io ne parlavo ieri con il responsabile di Jesolo e diceva noi vorremmo portare Jesolo a 365 giorni e stiamo parlando di Jesolo. Le terme non hanno, a questo punto non hanno scusanti. Cosa pensate di fare? Diciamo che sul piatto della bilancia pesano molto anche per noi i russi in questo momento. Quindi i russi ci sono, ci aiutano, ci supportano. Stanno arrivando, noi stiamo collaborando con la regione Veneto su diversi progetti, siamo stati adesso nel 2013 capofila per la regione nelle fiere di Mosca e Kiev, abbiamo partecipato anche al WTM Latin America in Brasile, quindi ci stiamo muovendo anche sui nuovi mercati. Per il 2014 sono previste delle azioni sui mercati tradizionali, in particolar modo l'Austria. Che risponde, insomma, in qualche modo? Sì, i paesi di lingua tedesca sono tradizionalmente i paesi dove siamo più conosciuti, no? Giustamente poco fa diceva ci conoscono poco in Veneto, in realtà siamo molto conosciuti magari all'estero piuttosto che... No, perché avere i veneti che vanno nelle Marche o in Emilia Romagna alle terme è un attimo... È quasi una presa in giro? È sconfortante, no, però dobbiamo farcene una ragione. Proprio stamattina mi era capitato di parlare che come tutte le cose quando le hai vicine non ci si mette a naso. Non ci fai caso, dici sempre tanto ci sono e poi ecco. E questo, quindi diciamo che al momento le azioni che andremo a fare sono un po' queste, diciamo, andando appunto ad aprire nuovi mercati, consolidando e consolidare maggiormente. Direttore, lei che cosa ne pensa per incentivare in generale un po' con la sua esperienza lavorativa professionale, tanti anni nel settore turistico? Dovremmo essere la regione che vive di turismo sostanzialmente. Ci sono aree che secondo lei languono un pochino, noi siamo stati con lei anche in zone particolari dove meriterebbero la coda di persone, addirittura Possagno per fare un esempio e tante altre.
La considerazione che purtroppo nei momenti di tristezza siamo portati a fare è che paradossalmente la nostra è una regione con troppe cose, con tante cose, e la dinamicità dei veneti, questa forza imprenditoriale, fa sì che una pietra può diventare uno strumento importante da comunicare. Il problema è proprio qui, che nel comunicare 1000 cose rischi di frammentare la comunicazione, quindi di dover dare o di dover sostenere con €1 1000 cose invece di comunicarne una con 1000 euro. In questo si giustifica per certi aspetti anche la difficoltà di bucare il video con alcune situazioni storiche, penso alle terme, o recenti come il golf. Però, per esempio, proprio il modello del golf in Veneto è un modello che da alcuni anni stiamo personalmente seguendo per tutta la regione. Quindi lo si vuole rilanciare in tutto qual modo? In realtà lo abbiamo di fatto pensato ex novo, perché fino a 6 anni fa di turismo golfistico se ne parlava a spizzichi e bocconi, come suol dirsi. Adesso la regione del Veneto e il golf in Veneto è assurta agli onori della cronaca internazionale, perché siamo stati insigniti di questo award, di questa sorta di Oscar mondiale. Cioè, che Oscar è? Lo racconti? Sostanzialmente a novembre siamo stati insigniti, l'assessore Finozzi è venuto a ritirare in Portogallo questo award, riconosciutoci da una commissione di 150 giornalisti di tutto il pianeta, che in Golf in Veneto e nella destinazione turistica golfistica del Veneto ha individuato la Undiscovered Golf Destination of the Year 2013, cioè la miglior destinazione da scoprire del mondo per l'anno 2013. Questo è stato il risultato di 6 anni di investimenti anche in comunicazioni, però diciamo che qui probabilmente andavamo bene, A, perché avevamo le risorse della regione, B, è monotematico, C, la fortuna di avere più di 40 campi in tutto il Veneto, distribuiti però nelle location più affascinanti, perché in Veneto si gioca dal Lago di Garda al Lido di Venezia, dalle Terme alle Dolomiti, da Cortina ad Asiago, nelle città d'arte piuttosto che nelle terre del Prosecco. È evidente che ad un turista normalmente abituato a giocare nelle location tradizionali come la Spagna, il Portogallo, adesso anche i paesi del Nord Africa o la Turchia, dove c'è solo quello, c'è solo il golf, addirittura la Spagna pare abbia cambiato il proprio brand passando dal toro alla pallina da golf. Questi recenti incidenti, no? Fa anche bene. Però quello che trova un turista, cioè il more, il golf e il turismo, il golf e la cultura, il golf e la gastronomia, il golf e l'arte, eccetera, 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 c'è solo in Veneto. Questo è stato il motivo per cui questa commissione di giornalisti della IACTO ha assegnato. Come dicevo in premessa, adesso ci manca il salto finale nel tradurre ciò che esiste in un qualcosa commercialmente significativo, perché se tu parli nell'eccezione mondiale, la nostra destinazione non esiste, ma in generale la destinazione Italia golfisticamente fa fatica a bucare il video rispetto alle destinazioni classiche che ho citato poc'anzi. È evidente che questo prefigura una sinergia tra la Federgolf e i comitati regionali, naturalmente, i circoli, gli operatori dell'accoglienza, e quindi il Veneto ha un progetto in questo senso e lo andremo a declinare nelle prossime settimane, proprio con la costituzione di un club di prodotto, dove la specializzazione dell'offerta, operatori, golf club e servizi, andranno incontro alla domanda con una specializzazione delle proprie offerte e dei propri servizi. No, perché poi, tra l'altro, mi interrompo un attimo, guardando le immagini ma anche riflettendo a diverse persone che a livello internazionale praticano il golf, molte volte si spostano addirittura e non poco, però si trascinano la compagna, la moglie della situazione, i bambini che devono, o il compagno, il marito, perché anche lei che gioca esatto, ci sono anche che sopportano queste situazioni. Da noi non è tanto il sopportare, lo vedevamo prima, golf di Galzignano, che poi
per carità, certo. per quanto contenuto, però la famiglia può fare le terme, può andare in bicicletta, Esatto. può andare in mountain bike, può dedicarsi al triathlon volendo, no, faccio la battuta. Da qualsiasi altra parte ti puoi spostare se sei ad Asolo Golf Club anziché a Jesolo o a Cortina. Parlano da sé, insomma, certo. non occorre metterci tanto. Per cui l'opportunità anche per la famiglia c'è, viceversa in altre situazioni non c'è l'opportunità e quindi diventa veramente un aggregato difficile da gestire. Questo sarà, e lo dico perché insomma fin dal 2007 seguo questa cosa, sarà il segreto del successo di Golf in Veneto. Noi stiamo dialogando con operatori di settori totalmente differenti rispetto ai nostri. La settimana scorsa un imprenditore nel settore dell'abbigliamento intimo da mare, eccetera, dice io sarei interessato a investire nel prodotto golf. Sì. Perché? Perché comunque il target femminile è un target importante e in generale il target del golfista è un top spender. Esatto, infatti. Secondo il Veneto, qualunque luogo tu porti a giocare, per lui o lei che non gioca c'è l'opzione di visitare, di provare, di curarsi, di degustare, di fare lo shopping nei centri storici. Cioè è un'opzione che noi stiamo curando nei minimi dettagli proprio per garantire alla famiglia o alla coppia o al gruppo di amici di non creare gli scontenti o coloro che per 3 giorni, 2 giorni, 7 giorni si girano i pollici, insomma. Quindi 360 gradi di attenzione in questo senso. Importantissimo. Dottore, parliamo di salute che sì. è abbinata a questa e lei cura l'alimentazione. Sì. Allora, quali sono i problemi che spesso le persone che frequentano i luoghi termali, perché parliamo anche di terme e parliamo di località turistiche, quindi arrivano per riposare, però si trovano in una situazione di dissesto generale in cui pochi giorni di vacanza non porterebbero rimedio, però dei sani suggerimenti invece possono riequilibrare la vita in qualche modo. Infatti prima sentivo appunto la Presidentessa in merito alla target, chiaramente qui la puntata verte verso lo sport, però io credo che tutto sommato più che svecchiare il vantaggio delle terme è proprio ad ampio raggio, nel senso che prende dall'età pediatrica all'età senescente, quindi dal termalismo inalatorio per le prevenzioni delle bronchiti recidivanti o delle infezioni banali, anche sinusitiche, che magari pure nello sportivo stesso però impediscono di svolgere l'attività quotidiana, perché insomma, il loro sforzo poi vaglia per 360 gradi. A tutto quello che è preventivo ha un suo significato alle terme. Chiaramente non ci devono essere situazioni acute, situazioni di emergenza, quindi è ovvio che io non affronterò mai l'obesità chirurgica, però mi sposo molto meglio per un discorso di educazione alimentare. E allora personalmente ormai rinuncio alla logica del calo del peso da verificare quotidianamente, perché insomma, diventa poi perdente rispetto, come abbiamo detto, anche a centri così sorti all'ultimo momento, ma puntando anche magari a capire il perché il soggetto è aumentato di peso, il perché può essere rieducato, quindi utilizzare quella settimana appunto proprio per riflettere su certe modalità di errori e a quel punto è più facile poi educare a fare un discorso duraturo nel tempo. Abbiamo il vantaggio di avere una buona cucina, una buona gastronomia, quindi di per sé io pure personalmente, siccome incoraggio anche a fare la fangoterapia, non sono draconiano nella proposta dietetica, ma se posso appunto mi spendo in un atteggiamento che sia permissivo al massimo. Per gli sportivi invece, per gli agonisti che frequentano comunque le terme, perché lo sì. sappiamo, ci sappiamo dei nomi anche di spicco che magari in incognito, perché non sempre amano essere al centro dell'attenzione, giustamente devono anche allenarsi, comunque recuperare. Che cosa può consigliare? Perché ci sono molti appassionati sportivi che a volte forzano un po' le cose, però senza tener conto dei cambiamenti a livello metabolico, insomma, che richiede lo sport. Ma ormai credo che l'alimentazione tutto sommato sia valida più o meno per tutti, dall'età adolescenziale in poi alla stessa maniera. Quello che cambia ovviamente è la portata quantitativa. È ovvio che io che ho non 25 ma ne ho più del doppio dei suoi anni e sono molto più sedentario, devo avere magari lo stesso tipo di proposta sua però miniaturizzata. Il problema di fondo io triste miniaturizzare le proposte gastronomiche. Sì, ma non posso permettermi di spendere la dopo sentiremo le sue calorica. proposte invece. Io ho avuto a che fare appunto a proposito di viso anche in illo tempore con soggetti che facevano rugby e calcolavo il compendio energetico giornaliero, arrivavano a 5.000-6.000 calorie. Ovviamente se propongo qualcosa del genere nei soggetti sedentari sicuramente diventerà apologia di reato per l'obesità. 5.000-6.000 calorie. Sì, nel senso che comunque sprecano.
E quindi il problema di fondo è che tutto sommato anche rispetto alla vecchia generazione noi ci siamo seduti. Tornando a loro, poi al di là della problematica dell'apporto quantitativo c'è da rispettare anche la tempistica, no? Perché ovviamente il loro problema è allenarsi anche a distanza di tempo, quindi vale lo stesso discorso per il fango. Come il fango va fatto più o meno a digiuno, comunque lontano dall'apporto calorico severo, perché cioè, se io il soggetto faccio fare una colazione alla forchetta abbondante, poi è ovvio che se questo l'impegno digestivo non posso permettere di fornire sangue ai muscoli ossigenarli. Certo. Lo stesso vale per loro, non possono permettersi di mangiare una matriciana e poi magari fare il secondo dolce e poi andare a fare la gara. Quindi insomma nel rispetto dei tempi chiaramente l'idratazione è importante, la frutta e l'aspetto antiossidante, ma insomma sono tutte cose che come dicevo valgono ad ampio raggio, in particolar modo per loro, perché poi le usure ossidative in loro sono fondamentali. Assolutamente. Da un atleta, perché molti, anche giovani che praticano attività sportiva, tante volte mi capita di incontrare, dicono ma perché non chiedi a questi atleti che ogni tanto vengono in trasmissione che cosa mangiano prima della competizione, dopo, qual è il segreto? Perché, esatto, perché dopo il medico dice una cosa, però esatto, andiamo analizzato poi da... Certo. No, allora, a prescindere che sia corretto, dopo magari lei, dottore, dice se è corretto non è oppure no. Sentiamo che cosa mangia il nostro atleta di triathlon prima, dopo, normalmente. Allora, premetto, quest'anno è l'anno post-olimpico e mi sono preso qualche libertà in più nel fattore cibo, diciamo. Anche perché a me, io considero sempre che la gastronomia e l'enogastronomia sia parte dell'Italia e io mi sento italiano, quindi è una cosa che mi piace onorare e poi in Veneto ancora di più, quindi questo sarà una cosa che non rinuncerò mai. Però a parte questo, lo scorso anno nel momento in cui preparavo l'Olimpiade e anche quest'anno nel momento in cui preparo l'obiettivo più importante, cerco di mangiare il più variato possibile, evitando le cose più elaborate, nel senso, poi comunque non ho mai interagito con un dietologo, però ho sempre evitato le cose più elaborate come per esempio le brioche al mattino o comunque i fritti, magari poteva starci ogni tanto perché poi diventava più un discorso mentale che fisico, il fatto di rinunciare così tanto e spesso a qualcosa di comunque invitante. Esatto, ma al mattino quindi che cosa, facevo una colazione abbondante con pane e marmellata, cereali, muesli, anche qualche biscotto, poi facevo il primo allenamento. Ora parlo al passato perché lo scorso anno avevo impostato così, quest'anno è stato un po' diverso anche perché avevo inserito l'università, quindi gli orari erano diversi. L'anno scorso facevo il primo allenamento al mattino dopo colazione. Dopo colazione, quindi attenzione, nuotavo. non a digiuno, a digiuno, ecco. No, nuotavo perché comunque avevo bisogno anche perché poi affrontavo magari un lavoro o comunque un lavoro aerobico o anaerobico, però dipendeva dal giorno. Comunque nuotavo, facevo un'ora e mezza di nuoto, poi uscivo, spuntino con frutta o comunque diciamo sempre qualcosa di un pane marmellato o qualcosa semplice. Semplice. Poi uscivo in bicicletta, facevo l'allenamento in bicicletta, lì dipendeva dal giorno, comunque facevo intorno all'ora e mezza, 2 ore e mezza, poi rientravo, pranzavo, riposavo, pranzavo con pasta, principalmente pasta e verdura, e poi quindi tralasciavo un po' le proteine al pranzo. Sì. E poi riposino pomeridiano di 1 ora e mezza, 2 ore e poi facevo l'ultimo o il penultimo allenamento di giornata che era la corsa e se poi era il penultimo facevo la palestra. La sera le proteine quindi? La sera diciamo poteva essere pasta e proteine oppure cioè carboidrati e proteine o comunque solo proteine. Evitavo il dolce al pranzo, alla cena e non mangiavo prima degli allenamenti. Quindi evitavo, cioè cercavo di, per esempio, sughi elaborati, fritti, creme, cose che potevano diventare pesanti per il mio fegato, cercavo di evitarle. Quest'anno effettivamente è diverso, approccio diverso, perché poi comunque l'Olimpiade era, direi, un'occasione ogni 4, quindi si è disposti a tutto. E poi comunque quando c'è un obiettivo
non pesa il fatto di assolutamente, rinunciare, sacrificio. Perché comunque Esatto, una cosa sola, prendiamo subito di pubblicità. È vero il discorso del piatto di pasta scondito, anche molto abbondante, prima di affrontare una competizione di un certo tipo? Beh, lì per esempio dipende come si è abituati. Io per esempio una pasta in bianco abbondante, 3 ore prima della gara va benissimo. Confermato. Dopo sentiamo cosa dice il dottore riguardo, al di là dei tristi sorrisi dei nostri ospiti. Mesti sorrisi, vista anche l'ora. Pubblicità, torniamo insieme tra poco. Va bene. Allora, un po' chiudendo il discorso, la dieta che ci diceva il nostro atleta, come le sembra? Ma io sono sempre convinto che il medico di se stesso è il ragazzo di 25 anni, per cui alla fine il vero problema è personalizzare il tutto. Non c'è il vino che va tolto né da incoraggiare perché comunque contiene resveratrolo che magari aiuta in funzione antiossidante. Credo che a questa età ci si può permettere una tantum, una brioche. È chiaro che se io faccio educazione alimentare alle scuole magari dico fate attenzione all'etichetta per un discorso però di duraturo nel tempo. Una tantum tutto è permesso. Però diciamo è corretto, la fetta biscottata o il pane con la marmellata è molto meglio. Poi sono cibi che sono più spendibili ma proprio per qualità igienica, non perché comunque migliorano la performance atletica. Così come dicevo bisogna pure togliere il luogo comune che c'è quel cibo che ha una pozione miracolosa che magari ti fa migliorare performance. E lo stesso discorso vale per gli integratori. Un'alimentazione congrua, corretta, ben calibrata nei loro confronti non ha bisogno di supplementazione al riguardo. Certo, poi è chiaro che se devono scalare l'Everest fanno delle performance particolari. Certo, tutto è legato a determinate attività, questo senza dubbio. No, ma so che quando parla un atleta che ottiene risultati giovane, i giovani lo ascoltano sicuramente perché ambiscono ad avere certo tipo anche di struttura fisica, insomma, quindi può essere uno stile di vita da imitare. Stili di vita da adottare potrebbero essere quello della frequentazione salubre delle terme, come facevano gli antichi romani, perché poi alla fine... Sì, stavo pensando sia la frequentazione una volta all'anno o 2 volte all'anno per il ciclo di terapia. Adesso mi vengono in mente diversi alberghi che hanno clienti che tornano da 20-30 anni e proprio le testimonianze che portano è ad esempio faccio i fanghi da quando avevo 30 anni e non ho mai avuto un dolore, quindi è proprio un modo anche di affrontare e di curarsi, perché le filosofie orientali mi insegnano che ci mettiamo tanto ad ammalarci, nel senso che reiteriamo comportamenti sbagliati e dopo pretendiamo di guarire subito, ad esempio mangiando una pillola. Invece vedo anche un po' in generale questo ritorno un po' a un approccio più armonioso e naturale, olistico della vita vera e propria, per cui passando dall'alimentazione, adesso il dottore magari mi corregge, ma era proprio Ippocrate che diceva lascia che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina è il cibo, a magari anche le terme che sono una cura e una prevenzione naturale molto efficace con effetti comparabili ai farmaci di riferimento. In questo momento mi riferisco al cortisone e questo è scientificamente provato. Senza gli stessi effetti collaterali. Senza gli stessi effetti collaterali, esatto. E dopo comunque anche un approccio dello star bene, proprio anche del vivere, di prendersi il proprio tempo, di conoscere anche una regione meravigliosa partendo dalle terme di Abano Montegrotto, di praticare attività fisica a tutti i livelli, di visitare città d'arte, visitare mostre, prendersi cura di sé, molti alberghi comunque da noi. Quindi dedicarsi un po' di tempo con tranquillità senza necessariamente dover organizzare ogni minuto. Esatto. Qui stiamo vedendo la tranquillità di questi massaggi, questi trattamenti che ti parla da sé, insomma. È un po' una tendenza diffusa quella del prendersi cura di sé, però farlo alle terme vuol dire proprio anche affrontarlo in maniera olistica, in maniera completa, ecco. Assolutamente. Chiudiamo con lei, direttore, e per quel che riguarda le pratiche sportive, adesso abbiamo parlato un po' del golf, ma ce ne sono tantissime, perché poi c'è le passeggiate a cavallo, l'andare, abbiamo visto in mountain bike, in bicicletta, tennis, c'è di tutto, insomma. Sì, allora le premesse sono parte integrante di quello che andrò a dire. Io credo che il sistema Treviso, ma in generale oggi siamo qui come Veneto e quindi credo che qualunque sia la destinazione che un turista può scegliere,
potrà scegliere, troverà le migliori condizioni di ospitalità, le migliori condizioni anche economiche. Non è vero che siamo più cari di altre realtà e non necessariamente la gente vuole spendere meno. Anche questo è un tema sul quale bisognerebbe discutere, perché poi troviamo gli eccessi di gente che spende migliaia di euro, eccetera. Quindi non credo in questo. Credo che la spesa sia giustamente commisurata alla qualità dei servizi. Per quanto ci riguarda in questa sede, quindi devo fare un po' di ambasciatore della marca trevigiana, credo che praticare lo sport con un 4 giorni 3 notti, con un ambiente sportivo, praticando il bike piuttosto che altre situazioni, per esempio nella zona della Pedemontana, dal Monte Grappa fino alle colline di Vittorio Veneto, con 250 euro all inclusive a persona, sia assolutamente sostenibile. Non dimentichiamo il trekking, eccetera. le passeggiate, perché tutta la zona del Grappa poi... Siamo anche alla vigilia del centenario della Grande Guerra, stiamo lavorando con questa associazione temporanea di impresa insieme agli altri consorzi. E quindi un turismo anche storico alla riscoperta. Ma soprattutto a ottobre avremo una grande sorpresa per i ragazzi delle scuole, vivere l'esperienza di trincea con un occhio però moderno, e quindi con tutta una serie di attori, di archeologi, di personaggi, per far vivere la notte in trincea da parte dei ragazzi, però ripeto con una visione moderna di un fatto drammatico in senso. Assolutamente. Lo vivrei anch'io. Lo vorrei vivere anch'io. No, ma infatti questa è stata una cosa molto interessante. Speriamo di poter in qualche modo... racconteremo a breve. Esatto, poterla raccontare, poterla far vedere anche a coloro che invece non hanno la possibilità di assistere direttamente. Io vi ringrazio del vostro intervento, della vostra partecipazione, naturalmente della collaborazione alla Regione del Veneto, e a voi. Fate due pensierini, due riflessioni. Il periodo concilia, tra l'altro è un periodo, contrariamente ad altri, di bassa stagione alle terme in questo momento qui, per cui perché no, può essere anche un'ottima opportunità per avere maggior tranquillità, quindi maggior pace e quindi meditazione, ma comunque tutto l'anno sono un'occasione, la nostra regione, per praticare sport, per stare bene, per godere appieno di tutte le bellezze offerte, non solo naturalistiche ma anche architettoniche e artistiche. Grazie e buon proseguimento.